Venexian, un'associazione che si propone di fare da ponte, di tessere un filo, magari un filo di seta solida fra Veneto e Cina, sicuramente guardando al passato, sicuramente utilizzando la medicina Shaolin, che è un modo, diciamo, diverso rispetto al nostro per affrontare il benessere delle persone, ma soprattutto guardando al futuro, perché appunto i rapporti fra Cina e Veneto siano sempre più forti dal punto di vista culturale in questo caso, ma per creare anche le strade e le intese per accordi commerciali e di carattere economico. Il senso di questa giornata è questo: è passato incontro al futuro, che una volta c'è stato Marco Polo che unisce Oriente e Occidente, creato la via di seta, adesso questa volta attraverso medicina Shaolin che unisce Oriente e Occidente e crea un'altra via di medicina di benessere. E, diciamo, come domani da Cina ci sarà la chiusura di Welcome Chinese, il progetto che hanno fatto, che invece noi qua a Venezia abbiamo aperto apposta questa, diciamo, associazione, fondazione SIA, in modo che questo Welcome Chinese in Italia sia sempre benvenuto i cinesi in questo posto qua. Questa è un'iniziativa tra popolo. Questo è il senso di quello che noi vogliamo trasmettere e vogliamo che sia massima diffusione di questa medicina Shaolin in Italia e nel mondo, in modo che le persone possano diventare attori della propria salute. Abbiamo concluso in questo momento una giornata che sarà una giornata, noi riteniamo veramente storica, per l'incontro e il continuo dovere che abbiamo nella conoscenza dei popoli e nella reciprocità di questa conoscenza, e lo dobbiamo al mondo. Siamo in Venezia, quindi come popolo veneto abbiamo ritenuto importantissimo incontrare uno dei massimi incaricati, anzi l'incaricato italiano del tempio Shaolin in Xi'an cinese, medico che vive in Veneto da 20 anni. Abbiamo ritenuto importantissima portare questa conoscenza per rinnovare quello che è la tradizione veneta. Oggi ci vede veneti comunque protagonisti in tutta Italia ma nel mondo, ma soprattutto stiamo procedendo per riportare l'importanza centrale nella persona. Quindi noi siamo sì veneti ma siamo in tutta Italia, con questo aspetto di reciprocità che comunque ci sta contraddistinguendo. Io spero vivamente che questo sia un seme, anche se dura da tantissimi anni, da millenni, tramite la figura del Marco Polo, che ci sta accompagnando in questa nuova riapertura della Via della Seta.